Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna per questa nona giornata del 2024. In questo giovedì feriale in cui si comincia con una prova per i gentleman in salchi a cavalli anziani a reclamare per 6.000 euro il prezzo base dei 5 anni. Sono in 14 dietro le ali dell'autostart dopo il ritiro di Broni del Sauro. All'1 Cimbro Gas, 2 Chianti, 3 Athos dei Veltri, 4 Delivery dei Mag, 5 Blanca, 6 Duana Chuck SM, 7 DJ Piz, 8 Anakin del Brenta, 9 Colonna Cass, 10 Blue Dancer, 11 Commander Lake, 12 Azzurra Tab, in terza fila 14 la favorita Biscuit del Nord, 15 Daisy GB. L'autostart che inizia a prendere velocità entra in dirittura e si prepara al lancio. Partiti con Athos dei Veltri e Delivery dei Mag in lotta. Delivery dei Mag che va al comando scavalcando Athos dei Veltri. Al largo e veloce anche Duana Chuck SM che però per il momento non trova posto lungo i birilli. Prova a filtrare numero 1 anche Cimbro Gas squalificato. Blue Dancer quando se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 14,7. Con Delivery dei Mag al comando va a chiedere e ottenere strada Athos dei Veltri che spostando dalla seconda posizione in corda passa a condurre. Primo quarto se ne va in 30,8. In vantaggio Athos dei Veltri nei confronti di Delivery dei Mag. Allo scoperto c'è Blanca. Poi la rottura di Cimbro Gas lungo i birilli. Duana Chuck SM che ha trovato posizione. Mentre la seconda pariglia esterna è andata a farla Anakin del Brenta precedendo Commander Lake, quindi Biscuit del Nord che è ora in quarta pariglia precedendo Colonna Cass. Se ne vanno i primi 800 metri di corsa in 1,1,6. Lungo la piegata di destra non cambia nulla se non che Biscuit del Nord inizia a prepararsi a muovere in terza corsia. Athos dei Veltri sempre all'avanguardia, Blanca che sul passo agisce al suo esterno, Biscuit del Nord che muove con decisione in mezzo alla pista, parata da Commander Lake. Matteo Zaccherini lancia a centropista la sua allieva, scatta anche Anakin del Brenta che sposta e va sulla testa della corsa con Blanca che cerca di debellare le resistenze di Athos dei Veltri. 14,5 alla dritta di là, passato Anakin del Brenta, deve vedersela con Biscuit del Nord che avanza al suo esterno, i due che prendono un po' di margine rispetto al resto della compagnia. Anakin del Brenta in vantaggio all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, ci prova ancora Biscuit del Nord, poi Blanca sul passo, quindi Commander Lake in retta arrivo, Biscuit del Nord che va all'attacco di Anakin del Brenta che prova la difesa, passa Biscuit del Nord che viene a vincere nei confronti di Anakin del Brenta. Al terzo ancora una positivissima Blanca. 28,9 la chiusa, 1,15,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Biscuit del Nord. Matteo Zaccherini che ringrazia la propria allieva con le pacche sul posteriore. Mariona Tinchi al training e alla proprietà. La vittoria in bello stile per la 7 anni da Mago d'Amore che dalla quarta pariglia viene via agli ultimi 600 metri in mezzo alla pista e regola un comunque valido Anakin del Brenta. Al terzo ancora Blanca.